Vale. Quindi prima la Veneta. Posso chiedere al Presidente mi ha risposto che va tutto bene. Come va qui? Come va qui? Sí, va bene. Bueno, ahora sí. Pues no lo toque, no importa, total, la cara se le va a ver igual. Ya salió. Espera que me voy a poner por acá, que esté el costado. Vamos a empezar. Les pedimos que se silencien los que están en Zoom. Después que finalice la intervención de Gabriele, podemos... Ahí estamos. Bueno. Hola. Bueno. Vediamo il 14 maggio utile. Sì, partiamo a Udine. Bene, vediamo la fila. Bueno, diciamo la colpa, no? Sicuramente ci sono il 13 maggio a Udine. Facciamo sempre l'incontro di quelli che hanno fatto la scuola di Italia da Otta Sì. nel 72, qualche anno fa. E c'è Raul Candini. Raul Albini. La settimana. ¿Estamos? Empezamos. Bueno, antes que nada, Gabriele, por haber hecho este salto hasta acá. Bueno, fue invitado en Buenos Aires, no dudó en venir a visitarnos. Gracias a todos ustedes por... Gabriele, en realidad esta era una excusa para poder invitarlo a la Rosario. El año pasado, en mayo, hace prácticamente un año, lo fuimos a visitar a Buenos Aires, en una visita que hizo también. Y creamos esto, que fue una de él, la palabra emprendedora, para un poco desarrollar la temática de cómo el Véneto se convirtió prácticamente en una de las regiones más pobres de Italia, después de la guerra o antes, a una de las, como dijo Gianluca Toschi, de las locomotoras de Italia, una de las regiones más ricas y más industriales de Italia. Así que bueno, él no está en esa temática específicamente, está más en los acuerdos comerciales, bilaterales, multilaterales, Unión Europea, Mercosur, es un poco el tema de hoy, pero bueno, la idea es que él introduzca un poco y después, acá son casi todos o todos emprendedores, así que la idea también es dialogar con él. Hay gente en Zoom, hay bastante, por lo que veo, así que también ahora le hemos pedido que se silencien, pero después pueden participar con algún comentario, saludo, pregunta para Gabriele. Va a hablar en italiano, despacito, cualquiera, bueno, creo que entienden todos, pero si no se entiende algo, podemos repetir o explicar, porque por ahí traducirlo va a ser más lenta la exposición. Así que bueno, gracias nuevamente y todo tuyo. Io pido disculpas que no americano, pero tengo que hace 3 años que no llego a Argentina por el tema de la pandemia. Entonces, sí, estoy acostumbrado como estaba una vez. Voy a hablar en italiano despacio, de manera que espero que todos puedan decir. Por favor, si no entiende, me lo diga, entiendo decirlo in castellano. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare Mauro e voi di avermi invitato, anche perché vedere un po' di tanti amici di una volta che un po' di tempo che non vedo. Ringraziare voi perché stavo pensando prima che sabato sera di una weekend lungo e ci sono persone che sono disposte a perdere 2 ore per venire a parlare, a sentire parlare di economia. Mi impressiona un po', insomma, da noi sarebbe molto difficile realizzare una cosa del genere. Ecco, poi spero di non deludervi come tema a disposizione, perché come diceva Mauro, io non sono un aziendalista, io non sono in grado di parlare di impresa. La vita sui temi
degli accordi di integrazione regionale, l'Europa ovviamente è impegnato per 40 anni quasi, no, senza quasi, per 40 anni un corso di economia dell'integrazione europea, che poi ho esteso anche a altre esperienze di integrazione, Mercosur chiaramente, anche ASEAN e paesi asiatici, e dopo ho cominciato a vedere il tema dell'interregionalismo, cioè degli accordi tra esperienze diverse di integrazione regionale. Questa è la cosa per me più interessante adesso, per vedere come un accordo europeo che è gestito da un sistema di governo, di governance europea, si può mettere d'accordo con un altro accordo di integrazione regionale, passando sopra i paesi membri. In Europa è possibile, il Mercosur dopo me lo direte voi, insomma, se è possibile o se non è possibile. Però per l'Europa adesso questo è un tema molto, molto importante. Perché è molto importante? Beh, voi sapete che l'Europa nasce alla fine degli anni 60, l'Unione Europea, nasce alla fine degli anni 60 e per 20 anni, 30 anni l'interesse principale era quello di costruire il mercato europeo. Tutti gli sforzi politici, diplomatici, istituzionali erano per realizzare il mercato interno, che è stata una cosa estremamente difficile, perché a parte che pensiate all'esperienza anche di imprenditori per capire perché è difficile, no? Perché si è cominciato con le cose relativamente semplici, che erano quelle di cercare di eliminare le barriere tariffarie, no? I dazi doganali, eccetera, che già è complicato. Ma è meno complicato che eliminare quello che chiamiamo le barriere non tariffarie, cioè tutti gli ostacoli del commercio, alle relazioni economiche, che derivano da leggi, da normative interne agli Stati membri. Allora, mentre nel primo caso eliminare barriere tariffarie, eliminare i dazi doganali, che è principalmente una questione di un accordo tra i governi per mettere tutti quanti gli stessi dazi nei confronti dell'esterno, mentre l'accordo di abolire i dazi tra i Paesi membri e creare un unico dazio doganale nei confronti dell'esterno è già una cosa difficile, ma è una cosa fattibile. Si poteva fare in Europa, perché si poteva fare? Perché sono tutte economie molto legate tra di loro. Tosti penso che abbia parlato del Veneto, no? Perché mi avrà spiegato come la crescita del Veneto è dovuta principalmente a due fattori. La possibilità di esportare negli altri paesi europei, tutte le imprese venete sono nate quelle subito come imprese per esportare i prodotti, non per vendere solamente sul mercato italiano, ma per esportare i prodotti. Il secondo fattore era che si poteva farlo perché buona parte degli imprenditori che sono nati in quel periodo, che hanno cominciato in quel periodo la loro attività, erano veneti che erano emigrati in Germania, in Francia, in Olanda, in Gran Bretagna, eccetera, che avevano imparato una lingua, che avevano imparato delle tecniche produttive, no? Che avevano imparato come si fa a commercializzare il prodotto, che avevano fatto un po' di soldi e sono tornati in Italia e con quello che avevano hanno cominciato a impiantare questi imprese. Quindi per noi veneti l'Europa è il nostro mercato da sempre, no? Perlomeno dagli anni 50 è il nostro mercato, no? La nostra visione è... Quindi per noi era fondamentale che si riuscisse a realizzare un accordo tra i paesi europei, perlomeno sul tema dei dazi doganali. Per fortuna, come noi, c'erano diversi altri imprenditori di altri paesi europei, tedeschi, soprattutto la Germania del Sud, no? La Baviera, questi paesi, la Francia. Per esempio, pensate, Francia e Germania hanno un confine tra di loro che è lungo, molto abitato e quindi le relazioni economiche erano molto forti.
pensare di poter eliminare i dazi doganali era fondamentale per questo, ma come lo era per noi veneti, per i lombardi, per tutti questi. Quindi questa prima fase di integrazione è stata una fase relativamente semplice. Molto più difficile è stato il secondo aspetto, che è quello di cercare di eliminare le barriere non tariffarie. Mi interrompo un momento per giustificarvi perché parlo di queste cose, perché dopo quando faremo qualche accenno agli accordi tra l'Unione Europea e il Mercosur, vedete che i temi sono sempre gli stessi. No? L'idea è quella di facilitare le relazioni economiche tra le imprese europee e le imprese del Mercosur, e poi cercare di eliminare delle barriere. Allora, mi spiego come è stato fatto in Europa, credo che qualcosa del genere bisogna darsi anche nelle relazioni tra l'Europa e il Mercosur. Noi avevamo questo problema che quando la merce arrivava alla frontiera per essere esportata doveva essere controllata, non soltanto per vedere se avevamo pagato il dato, ma anche per vedere se il prodotto era conforme alle leggi del paese dove doveva essere destinato. E quindi bastava che voleva impedire l'importazione dei prodotti di un altro paese europeo, facesse una legge apposta che gli diceva, è stato il famoso caso delle ceramiche di Bassano, Bassano del Grappa, la tradizione di ceramiche. Le ceramiche si usa piombo, quindi ci sono delle leggi sanitarie che dicono che la percentuale di piombo può essere superiore. Cosa hanno fatto i tedeschi all'epoca? Hanno detto un percentuale di 1 o 2 punti superiore a quella che erano abituati a mettere gli italiani, in modo da bloccare le importazioni di prodotti italiani. Quindi capite, no? Quando ci sono questi problemi, norme che sono necessarie, perché noi vogliamo che lo Stato intervenga per regolare tutto quello che può essere utile per la salute, per la sicurezza dei cittadini, per garantire la qualità dei prodotti, no? Per garantire l'ambiente, no? La tutela dell'ambiente, tutti aspetti che va bene come parlo, capite bene. Tutti argomenti importanti, no? Su cui lo Stato deve intervenire. Noi siamo noi cittadini che chiediamo che lo Stato intervenga per queste cose. Però se interviene può fare delle leggi che potrebbero essere di ostacolo negli scambi internazionali. Quindi il problema è stato questo, no? Come riusciamo a risolvere questa situazione? Perché da un lato le leggi bisogna fare, ma dall'altro lato bisogna fare delle leggi agli scambi. Fino a cui i paesi ancora volevano autonomi da parte di produzione di regole di norme. Per superare questo problema siamo andati avanti dal 1958, quando nasce l'Unione Europea, fino, come forse sapete, al 1992, quando nasce il mercato interno europeo. Di 30 anni, 40 anni circa, no, per risolvere questo problema, no? Per capire quanto è difficile risolvere questo problema. Il problema è stato risolto prima di tutto stabilendo una cosa, che l'obiettivo da raggiungere era l'Europa senza frontiere. Che significato ha concreto? No, che non è solo una così definizione letteraria, no? Questa è una definizione economicamente importante. Significa che bisogna fare tutto quello che è necessario per evitare che un camion con carico di merce che arriva alla frontiera tra Italia e Austria possa essere fermato per controllare cosa c'è dentro il camion, se hanno le autorizzazioni. Dobbiamo arrivare a un punto in cui il camion può passare liberamente dall'Italia a Austria, che richiede controlli alla frontiera. Questo è stato molto difficile, come potete immaginare. E per risolverlo abbiamo prima di tutto trasferire al governo europeo, la Commissione europea, la competenza di produrre le regole. Oggi gli Stati europei non producono più regole, o le producono in maniera delegata.
Commissione, il Consiglio europeo provano delle leggi di carattere generale e poi gli Stati membri possono fare delle leggi che però devono essere conformi alle regole europee. Ed esiste un organismo che è la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che può controllare se gli Stati rispettano o non rispettano l'impegno. E lo può controllare talmente bene che gli Stati possono essere sanzionati se non lo fanno. L'Italia, per esempio, ha un milione di sanzionamento di essere sanzionato, ma non solo noi, anche tanti altri paesi prendono delle multe molto pesanti perché cercano di fare i furbi, no? Come si dice, cercano di non rispettare queste regole. Però ci siamo arrivati, no? Siamo arrivati attraverso un processo politico importante. E come vi dirò dopo, è un processo che si basa soprattutto su una questione fondamentale, sulla fiducia, la fiducia tra gli Stati membri. E la fiducia tra gli Stati membri deve poi trasferirsi nella fiducia fra gli operatori economici. Se si crea questo ambiente di fiducia, allora anche gli imprenditori italiani possono collaborare con quelli tedeschi o con quelli francesi perché c'è questo clima di fiducia. Se manca, già si possono fare tutte le leggi che si vogliono, ma non serve assolutamente. Arriviamo al 92. In tutti questi anni le questioni esterne dell'Unione Europea interessavano poco alla sera, interessavano poco agli Stati membri, perché appunto l'interesse principale. Abbiamo cominciato sia ad avere i rapporti con i paesi del Nord Africa, con i paesi dell'Est europeo dopo l'89, dopo che si è disciolta l'Unione Sovietica, no? Abbiamo cominciato ad avere questi rapporti, però la questione centrale rimaneva sempre l'Unione Europea. Dopo il 92 cosa è successo? Abbiamo fatto un mercato interno comunitario e abbiamo avviato la creazione dell'Unione Monetaria Europea, l'euro. E questi sono stati anni di un entusiasmo incredibile e noi eravamo convinti in Europa di essere i maestri dell'integrazione tra i paesi. E a quel punto comincia a nascere l'interesse per gli altri, soprattutto nel Mercosur. Negli anni 90, sapete, sono gli anni che si comincia a creare il Mercosur. Che interesse aveva l'Europa? E in quegli anni, visto appunto che eravamo così bravi, no? Credevamo di essere così bravi, l'Europa decide che vuole esportare il modello di integrazione europea. E quindi dice, beh, se è riuscito in Europa, perché non deve riuscire nel Mercosur, perché non deve riuscire in Asia, perché non deve riuscire nelle altre parti del mondo. E quindi l'Europa comincia a fare quelle operazioni che probabilmente voi conoscete. Favorisce, per esempio, nel Mercosur, favorisce la creazione del Parlamento del Mercosur, favorisce la creazione degli accordi con il Mercosur. Crea una rappresentante europea dell'Unione Europea a Buenos Aires, no? Tutti i paesi del Mercosur, e cerca di favorire le relazioni, sempre con questa idea. Io ne sono stato agevolato perché in quel momento avevamo molti finanziamenti all'università per andare a insegnare in altri paesi come si è fatto, come abbiamo fatto in Europa. Io ho cominciato a venire in Argentina negli anni 90 con questi finanziamenti perché l'obiettivo che mi chiedevano era quello che un po' anche nelle università argentine come si fa a fare un processo di integrazione. Questa cosa va bene fino alla fine degli anni 90, primi anni 2000 cominciano a nascere delle difficoltà. Cominciano a nascere difficoltà perché prima di tutto dopo 10 anni finalmente ci si accorge anche in Europa che i modelli di integrazione non possono essere esportati. La cosa che poteva essere fatta in Europa non è detto che si possa realizzare nel Mercosur, non è detto che ci siano le condizioni per poter realizzare quel modello di crescita dell'integrazione. Vi dico soltanto un argomento. Pensate che in Europa siamo un'emissione dell'Europa più o meno dell'Argentina, forse anche più piccola dell'Argentina. Solo che in Argentina ci sono 40 milioni di abitanti.
In Europa ce ne sono 300 milioni di abitanti, no? Stretti. E se non ci mettiamo d'accordo tra di noi, ritorna la situazione come quella della seconda guerra mondiale. Quindi, si è subito detto, se vogliamo evitare di tornare a situazioni di questo tipo, dobbiamo risolvere il problema delle relazioni fra i paesi europei. Qui voi non avete lo stesso problema, per carità. Sono appena tornato dal Cile e ho scoperto che non è che tra cileni e argentini ci sia un grande amore. Però vedo di sicuro non avete problemi di guerra o di situazioni brutte di questo tipo. Quindi insomma la tensione verso l'accordo di integrazione economica non è così forte quanto so. Poi molti paesi, penso che l'Argentina che il Brasile forse hanno più interessi economici verso il Nord America, verso l'Europa piuttosto che tra di loro. Non c'è una spinta così forte, insomma, verso i processi di integrazione. Quindi l'idea di esportare un modello europeo di integrazione finalmente si chiude. Cosa avviene a questo punto in Europa? Perché continua ad esserci un interesse europeo per le relazioni con l'esterno, soprattutto quello che ci interessa per le relazioni con il Mercosur? Perché in Europa cominciamo ad accorgerci di essere rimasti indietro rispetto agli altri, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista delle relazioni di affari. Non ci siamo accorti che il mondo non è più quello di prima. Il mondo di prima per noi era Europa e poi gli altri. E adesso non è più così, come sapete, no? Ci sono i cinesi che sono molto evoluti. In Europa spesso diciamo che c'è gli Stati Uniti che cercano di mantenere la loro posizione di dominio del mondo perché sono una potenza militare molto importante. La Cina cerca di aumentare la sua potenza nel mondo, non con le armi, non con i militari, perché compra tutto. Si sta comprando il mondo da Cina un po' alla volta, no? Sapete bene, in Argentina queste cose. E in Europa noi cosa facciamo? No? Continuiamo ad essere un'entità che non ha un peso nel sistema internazionale. In realtà noi un peso lo abbiamo, molto importante, che è il peso economico e commerciale. Siamo il paese importatore e esportatore più importante nel mondo. No? Le nostre imprese esportano molto in tutto il mondo e anche noi importiamo moltissimo. Quindi siamo importanti per gli altri come mercato. Quindi abbiamo quello che viene chiamato un potere di mercato, una capacità di sfruttare un potere di mercato importante. Non abbiamo un esercito europeo, dal mio punto di vista per fortuna, meno male non lo abbiamo. Non abbiamo una politica comune per investire all'estero, però abbiamo un mercato importante. Un mercato importante, come può essere usato per avere una posizione importante nel sistema internazionale? Appunto il mondo non è più, come si diceva una volta, bipolare, no, perché sono solo due poli, adesso di poli ce ne sono almeno 4, anche di più direi 5, perché anche il polo dei paesi emergenti, Brasile, Sud America, Sudafrica, India, eccetera, cominciano una crescita importante, quindi diventa un mondo molto più complesso di quello che prima. Quando ci mettevamo d'accordo con gli Stati Uniti era difficile. Mettersi d'accordo con gli Stati Uniti era semplice perché bastava fare quello che dicevano loro, non era difficile trovare con 5 contendenti, diciamo, la cosa diventa più difficile. Quindi su cosa possiamo fondare noi un nostro potere di investire nel ruolo economico dell'Unione Europea? Ecco, di questo si parla liberamente in Europa, perché? Perché un po', non so se mascherando, nascondendo o parlando sul serio, io spero che stia parlando sul serio, si dice che l'Europa vuole avere una posizione importante per raggiungere obiettivi
che non sono solo di natura economica. Obiettivi, per esempio, relativi alla diffusione e alla difesa dei diritti umani, obiettivi relativi alla crescita di una coscienza mondiale sul tema della tutela dell'ambiente, per tutte questioni assolutamente molto importanti, delle quali però, come sapete bene, né gli Stati Uniti né la Cina hanno nessun interesse. Gli Stati Uniti e la Cina inquinano il mondo, fanno una produzione molto, molto pesante. L'India e il Sudafrica hanno altri problemi, sicuramente non. E quindi potrebbe essere che solo l'Europa può spingere molto per ottenere obiettivi, anche dal punto di vista della tutela dei diritti umani, che anche questa è una questione importante. Quindi, cosa si fa? Allora, l'Unione Europea dice questo. Compito adesso dell'Unione Europea è di aumentare il suo prestigio del mondo, prestigio come Europa, e lo può fare sia aumentando la capacità competitiva delle imprese del sistema produttivo europeo, sia cercando di imporre delle regole nel sistema internazionale. Questo è il punto importante. Su questo devo fare però una riflessione di natura politica, no? Nel senso che ci si accorge adesso che questi obiettivi in realtà non sono obiettivi dei paesi europei, sono obiettivi dell'Unione Europea, cioè del Consiglio dei Ministri, soprattutto della Commissione, cioè delle istituzioni che hanno più veste europea. È interessante questo, se ci pensate, vedere che si sta sempre di più creando un governo dell'Europa che in qualche modo, non dico si contrappone, ma comunque si confronta con i governi degli Stati Uniti. Comincia a esserci una identità politica europea importante. Il fatto che adesso si facciano le elezioni dirette del Parlamento europeo, per esempio, il fatto che i cittadini europei devono essere informati su quello che fa l'Europa, sono aspetti importanti per creare questa coscienza europea. Quindi questi obiettivi che vi dicevo sono obiettivi europei, meno obiettivi degli Stati Uniti. E questo, per esempio, sta creando grossi problemi con il famoso accordo per l'Unione Europea. Questo è un accordo di cui si parla dalla fine degli anni 90, negli anni 2000. È stata a fare discussioni e creare le prime versioni dell'accordo, poi a seconda dei governi che cambiavano in Europa e quindi le discussioni andavano avanti o si fermavano. Ho avuto diversi anni in cui non si parlava più, sembrava che fosse l'argomento. Negli ultimi anni si sta riprendendo, tanto è vero che, come sapete, un paio di anni fa è stato raggiunto un accordo, però è solamente per il momento un accordo di carattere generale, insomma, che non è stato ancora approvato né dai governi europei, nemmeno da quelli soltanto un accordo preso fra istituzioni, insomma, le varie. Però comunque è importante. In ogni caso, perché è una base su cui discutere. Questo accordo cosa dice? Dice due cose importanti, che possono essere utili per la nostra discussione dopo sulle imprese, come le imprese possono avere vantaggi, svantaggi dell'accordo di questo tipo. E prima di tutto dice che bisogna favorire gli scambi commerciali, ma poi soprattutto dice che bisogna trovare il modo per concordare, armonizzare le normative. E qui mi rivolgo a voi imprenditori, no? Ognuno di voi ha un'impresa di cui occuparsi, quindi penso sia molto consapevole di quanto è importante sapere essere garantiti sulle regole che devono essere rispettate. Uno deve esportare un prodotto, deve sapere che lo esporta, che può esportarlo, che nessuno può proibire di esportarlo perché non è conforme alle regole del paese, e soprattutto deve essere sicuro che mentre sta facendo l'operazione magari ha investito in macchine nuove, in macchinari nuovi, in impianti nuovi,
dopo alla fine gli dicono guarda che il tuo prodotto non va mica bene, perché non rispetta le regole. Quindi uno ha tirato fuori un sacco di soldi per investire e dopo gli dicono che non. Ecco. Questo è il punto, torno al discorso della fiducia, no? Bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Se le istituzioni dicono abbiamo raggiunto un accordo per fare una armonizzazione delle regole, bisogna che sia vero. Perché se non è vero, gli imprenditori si prendono delle stangate che possono essere molto molto gravi. Quindi il punto importante di questa cosa è dire stiamo creando delle organizzazioni comuni, no, tra l'Europa e il Mercosur, per cercare il più possibile di armonizzare le regole commerciali, per garantire agli imprenditori che le regole che vengono trovate e pubblicate poi siano effettivamente rispettate. Un punto molto delicato, questo come potete immaginare, no? Perché in qualche modo va a pesare anche sull'autonomia degli Stati membri. In Europa moltissimo, però ormai ci siamo abituati all'idea che le regole commerciali, le regole sui prodotti, eccetera, sono fatte dall'Europa e noi dobbiamo rispettare quelle o sì, insomma. Qui nel Mercosur è un po' difficile, no? Anche perché questa è la cosa che vorrei sentire da voi, se è vero o non è vero. E noi in Europa si dice che nei paesi dell'America Latina non c'è molto interesse per quello che noi chiamiamo il ruolo delle leggi. Si parla di dicevano un'espressione che a los amigos todo, a los enemigos la ley. Questa considerazione che le leggi sì ci sono, ma insomma anche se non sono rispettate va bene lo stesso. Questo è il punto fondamentale di creazione di fiducia. Se non si crea questa fiducia è difficile andare avanti. Quindi l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur è un accordo che è estremamente difficile. Sapete che è stato già bocciato in realtà dalla Francia, prima di tutto, poi dall'Olanda, eccetera. Perché è stato bocciato? Beh, in realtà perché i francesi volevano proteggere i produttori agricoli francesi. No, non si diceva, è ovvio che sia chiaro. Si dice invece espressamente che non si approva perché si ha paura che far aumentare i prezzi del Mercosur, le produzioni, soprattutto nel settore agricolo, produca un danno ancora maggiore all'ambiente. No? Si ha paura per esempio che in Brasile, sapendo che possono esportare in Europa, continuino a disboscare l'Amazzonia, no? C'è paura che si incentivi una produzione agricola che non è conforme alle regole europee in materia di sanità. C'è paura che adesso in Europa abbiamo delle regole molto strette in materia di salute, no? Di sanitaria, di prodotti agricoli. Chi lavora in agricoltura in Europa è sempre un rischio che ogni tanto arrivino ispezioni e se li trovano in magazzino dei diserbanti o dei prodotti chimici, no? Magari sono lasciati dall'anno prima, ma che adesso non sono più permessi, prendere delle multe che sono molto. Quindi c'è questo, secondo la critica, no? Dice, ma nel Mercosur siamo sicuri che i paesi del Mercosur rispettino le stesse norme sanitarie che si rispettano in Europa? Questo diventa. Allora qua volevo arrivare, non dico una conclusione, ma comunque a cominciare a discutere un po' con voi su quello che si può fare per superare queste situazioni. No? Prima di tutto c'è un problema, secondo me, di conoscenza del cibo. Viaggiando nei paesi del Mercosur mi sono accorto che ci sono delle punte di eccellenza notevoli, sia in materia industriale, sia nel settore industriale che anche nel settore agricolo. Tant'è vero che alcune cose ci siamo accorti anche in Europa, per esempio le importazioni di alcuni prodotti agricoli. Voi adesso venite in Italia, da giugno in poi, quelli italiani non ci sono più perché
non vengono per la stagione. È pieno di quelle argentine, vediamo se argentine, questi negozi di frutta e verdura in Italia ci sono quelle argentine. Ci sono limoni che arrivano molto. Perché arrivano? Perché di questi si fida. Non arrivano le mele, per esempio. Le mele non arrivano. Le mele perché non arrivano? Ne parlo per dare degli esempi concreti di queste situazioni. Perché nel settore delle pere, poi mi direte se è vero o no, nel settore delle pere, dei limoni, anche altri prodotti, eccetera, ci sono delle organizzazioni di mercato argentine che controllano la qualità dei prodotti dei loro prodotti. Quindi questi prodotti e le importiamo senza problemi. Abbiamo cercato di raggiungere un accordo sulla carne, anche sulle esportazioni di carne, e noi adesso finalmente io posso comprare in molti negozi, supermercati italiani, la carne argentina. Naturalmente quando arriva costa come quella italiana, non è che da voi costa molto meno rispetto a quello che costa in Italia, ma adesso arriva la carne argentina costa come la carne italiana, la qualità, come si immaginate, è molto, molto diversa. Anche questo perché sulla base di una fiducia reciproca, no? Questo è un punto importante. Allora, una prima considerazione che volevo fare, sentendo la vostra opinione, è questa. È possibile pensare che invece di diventare matti, come siamo diventati noi in Europa dal 1958 fino al 92, per cercare di trovare degli accordi fra i governi perché si facciano delle leggi comuni. Sì, vi racconto un episodio tanto per chiarire la cosa. No? A un certo punto avevano deciso di fare una norma europea in materia di marmellata. E allora cominciano le discussioni. La discussione cosa significa? Significa che ogni governo europeo nomina degli esperti di marmellata, si riuniscono e cominciano a discutere su come deve essere fatta questa norma europea sulla marmellata. Siamo negli anni 60. E allora l'argomento qual era? L'argomento era che mentre per esempio in Italia e in Germania si permetteva una quantità di zucchero elevata nella marmellata, perché dopo venivano abitate, quindi può essere anche più dolce, in Francia non volevano sapere la quantità di zucchero più bassa, perché in Francia hanno l'abitudine di mangiare la marmellata a cucchiaini. Quindi c'è una diversità. Ma era la scusa per non trovare l'accordo, no? Perché ogni governo voleva mantenere la protezione dei propri produttori. A un certo punto finalmente si raggiunge un accordo, però a quel punto entra nell'Unione Europea la Gran Bretagna. E la Gran Bretagna bisogna farla partecipare anche loro a questa discussione sulla marmellata. Però lì viene fuori un altro problema, che gli inglesi, mentre da noi sia da noi che in Francia, cioè, il termine marmellata è usato per il prodotto di qualità un po' più bassa, mentre qualità superiore lo chiamiamo confettura, no, e invece in Inghilterra il termine marmellata è migliore, mentre loro la qualità inferiore si dice gem. No? Anche questo diventa una scusa per non trovare l'accordo. Abbiamo messo circa 25 anni per trovare una cosa sulla marmellata. La cosa che fa un po' ridere se ci pensate, no? I soldi spesi per finanziare i viaggi di tutti questi esperti che dovevano trovare l'accordo su. Ecco, come si può superare questa cosa? No? Però a un certo punto in Europa abbiamo detto, scusate, se la Francia ha delle leggi che vanno bene, l'Italia ha delle leggi che vanno bene, ogni paese non può fare altro che riconoscere reciprocamente le leggi di un altro paese, a meno che non possa dimostrare che le leggi dell'altro paese non vanno bene, non sono adeguate. Ma questo è il punto fondamentale. Una cosa è dire non importa la marmellata francese perché non è conforme alle regole italiane. La cosa diversa è dire non importa la marmellata francese perché le regole francesi possono essere sono sbagliate, possono essere pericolose per la salute.
però devi dimostrarlo, naturalmente, no? Che che è vero questo problema. Quindi quando si è creato questo meccanismo si chiama del mutuo riconoscimento, gran parte dei problemi sono stati superati. A quel punto, visto che ormai il mercato era aperto, erano gli stessi produttori che cominciavano ad avere interesse a vedere, a non avere tanta paura solo dei possibili concorrenti di altri paesi, ma a vedere interesse ad esportare, no? A farsi concorrenza con dato un pubblico. È un punto che si raggiunge, ripeto ancora una volta la parola magica, attraverso una fiducia reciproca. Io devo pensare che le leggi francesi vanno bene anche per noi, e i francesi lo stesso per noi, ma è reciproca. Non può stare che le norme italiane vanno bene anche per noi. Dire, noi importiamo molti vitelli manzi dalla Francia. I controlli sanitari li fanno in Francia. Quando arrivano da noi, e noi già con la certificazione precedente diciamo va bene perché fa parte del no, questa è fiducia reciproca. Ora, mi domando, se noi pensiamo di arrivare con il Mercosur ad avere delle regole comuni stabilite dai governi, non solo tutti voi fate in tempo ad andare in pensione, forse anche i vostri figli fanno in tempo ad andare in pensione, prima di vedere forse non lo vedrà mai nessuno, una cosa di questo tipo. Mentre probabilmente il problema è di far crescere dal basso la fiducia, no? Abituare gli imprenditori ad avere queste relazioni abituali, costanti, con gli operatori economici degli altri paesi. Questo è il punto. È lei no, che mi pare che gestisce l'impresa italiana qua. Quindi, sì. Dopo sapere se ti ritrovi. Non solo qua, tutta Latino America. Sì, i problemi sono di questo tipo. È curioso di sapere se hai questo tipo di problema di esperienza. Sì, questo argomento è far crescere la fiducia. No? L'Europa è stato fondamentale. Fiducia reciproca tra gli operatori economici, che poi diventa anche fiducia reciproca dei governi. I governi a un certo punto fanno quello che dicono gli imprenditori, c'è poco da fare, insomma, c'è una spinta molto forte da parte del mondo economico perché si realizzi un accordo, questo accordo si realizza. Come è vero il contrario, no? Se c'è una spinta molto forte da parte degli operatori economici a non realizzare, perché vogliono essere difesi, vogliono essere protetti, eccetera, allora la cosa non si realizza. Approfitto della sua presenza per fare un appunto di questo tipo. No? Prego, da noi si è detto che uno dei problemi per cui nel Mercosur si fa fatica ad accettare un accordo con l'Unione Europea è perché ci sono molte imprese europee che hanno investito nel paese del Mercosur, in Brasile in modo particolare, che dicono no, adesso noi vogliamo essere protetti, se voi aprite la concorrenza dalle imprese europee, noi europei che abbiamo investito qua, vogliamo essere protetti, no? Ed addirittura sono gli europei, secondo questi commentatori, a dire che non vogliono l'accordo. La realtà è che se c'è una spinta molto forte dal basso, l'integrazione economica prima o poi bisogna farla, no? Le imprese si abituano a considerare che il proprio mercato di riferimento non è solo il mercato nazionale, ma il mercato regionale, il mercato e questo diventa probabile. Quindi il prima conclusione che qui arrivo dovrebbe essere questa, no? C'è bisogno di creare questa fiducia. Come si crea questa fiducia? E questa si crea soltanto realizzando degli accordi. Diventa difficile farlo solo tra imprese, no? Le iniziative delle imprese che ci sono, uno che viene a fare la tettina per fare come fare, perché se lo fa per prova, insomma, non si prova, perché c'è da idee chiare, insomma, in questa materia. Si tratta di creare questo interesse delle altre imprese, no? Imprese che non hanno mai pensato in questi termini. No? E quindi relazioni, nella mia esperienza, non posso creare altro che relazioni fra associazioni di imprese.
questo è un punto importante. Io ho poca fiducia, se devo essere sincero, nelle associazioni classiche, associazioni dell'industria. Italia da Confindustria, per esempio, non mi sembra che siano i protagonisti giusti. Meno fiducia ancora ho nelle camere di commercio italiane, ti danno un po' di informazioni, eccetera, ma insomma sono loro. Mentre ho molta più fiducia nelle aziende che si occupano delle questioni tecnologiche. Per dire, da noi a Padova ci sono delle società che per esempio c'è Padova Ricerche, Tecnopadova, sono società fatte tra l'università, la Camera di Commercio, le banche, le società industriali, sono loro che partecipano e che tendono ad avere relazioni con analoghe società che si occupano di questioni tecniche pratiche, insomma, non solamente così di promozione generica, si occupano per esempio delle prove tecniche, no? Che si fanno sui prodotti, per quella legge che dice che un prodotto non deve fare emissioni di onde elettromagnetiche superiori ad un certo livello, eccetera. Si fanno delle prove sulla struttura specialistica. Ecco, la mia idea è che questa struttura specialistica sanitaria dovrebbe essere d'accordo con l'analoga struttura che può esistere in Argentina, in Brasile, eccetera, e cominciare a lavorare assieme, a scambiarsi delle informazioni. Tramite questo forse diventa più facile trovare degli accordi di questo genere. Altro motivo che mi spinge a pensare in questi temi è tutto quello che sta succedendo adesso nel mondo. Noi eravamo abituati a pensare che ritornasse la guerra e adesso purtroppo quella c'è e in Europa lo sentiamo tantissimo, sentiamo veramente molto la questione dell'Ucraina, la gente comincia a essere convinta davvero dall'idea che si possa ritornare a situazioni di questo genere. Dal nostro punto di vista, quello che è abbastanza chiaro è che speriamo che finisca il prima possibile questa guerra. Sicuramente non si tornerà alla situazione di prima, il mondo ormai è cambiato. E quindi penso che si arriverà ad una situazione in cui, in un modo o nell'altro, tutti dovranno schierarsi, o da una parte o da un'altra. Forse si crea il proprio gruppo politico, oppure bisogna stare o dalla parte dell'Occidente o dalla parte della Cina o dalla parte della Russia. Sapete bene che sia la Cina in maniera particolare, la Russia ci provano, ma adesso hanno altri problemi con la guerra, espandersi, no? Espandere la concorrenza di altri paesi, stati in Africa, la Cina, con le gente tantissimo investe. E vedevo l'altro giorno che facevo vedere in televisione la visita della nostra presidente del Consiglio italiano, la Meloni, che è andata in Etiopia, e si vedeva vedere i manifesti, i grandi manifesti sulle strade della Cina, che diceva che la Cina sta investendo questo sull'acqua, in modo da iniziare a far pensare agli africani che tutto quello che l'Europa non ha mai fatto in tanti anni, adesso ci pensi lo stanno facendo, quindi conquistarsi. Quindi, era il problema di questo. Noi parliamo di gas, no, della produzione. Come si divide il potere della produzione di gas? Voi ne avete una buona esperienza, penso, no? Voi sapete che, non lo sapete, che in Argentina ci sono dei depositi di gas che potrebbero stare per tutto il mondo, insomma. E allora chi viene a sfruttare questi depositi di gas? Chi si offre per fare queste operazioni? Poi per carità, molti dicono ma non vale la pena perché per 3-4 anni l'energia non quella ripetibile, insomma, supererà che non ci sarà più bisogno di gas, di petrolio o qualche dubbio.
quello difficile. Però anche questo è un altro problema di discussione. Prima si interessava poco, adesso sì. Come il paese del Sud America, con chi si chiedono? Anche il discorso del puntuale energia sempre con gli Stati Uniti, quindi quando si parla di energia qua si deve parlare sempre con gli Stati Uniti. Adesso bisogna un po' capire che gioco avrà la Cina, perché anche la Cina qua sicuramente come ha fatto in Africa, anche in America sta arrivando e sta arrivando, diciamo, anche sì, il discorso magari e quindi te voglio dire, il settore per settore sia anche il rinnovabile, c'è tutto nel settore rinnovabile, tecnologia che arriva soprattutto Cina, appunto. Io ho avuto un'esperienza di cercare di portare tecnologia italiana del Veneto, era bellissimo tutto, è molto difficile, comunque venire da Cina. Anche gli italiani mi dicevano, tu dice, allora, noi ti diamo il know-how, diciamo, facciamo qua le tecnologie più importanti che la facciamo noi a casa nostra e sappiamo quello che facciamo. Ma tutti i pannelli, tubi, solare, tutto quello, facciamo fare a Cina e te lo portiamo a te. Quindi è così un po' la Cina. E così mi rendo conto, no? Il problema è che appunto adesso io ho l'impressione che la Cina sia il paese che ha più voglia di tutti di superare questa fase di separazione del mondo, perché loro hanno tutto l'interesse a poter lavorare. Il problema è di vedere quanto vogliono stare vicino alla Russia e quando saranno scaricata. Però certamente la Cina fa paura e quindi ci sarà di sicuro questa tentativa. Lo stanno facendo di avere un po' la mano qui e l'Europa dovrà pensarsi, no, che tipo di relazioni vuole avere con Sud America. Adesso come adesso l'Europa stava cercando prima della guerra di aumentare le relazioni con la Cina, con il Giappone, con l'India, eccetera. È diventato meno importante il Sud America, no? Si è cercato di meno il Sud America. Adesso non è più così. E quindi questo può essere un momento importante per avanzare su questo tipo di discorsi. Allora, sull'onda degli interessi, usiamo una parola moderna, geopolitici, di questo tipo di interessi geopolitici possono forse agganciarsi anche agli interessi commerciali, produttivi, eccetera, quelli che potrebbero essere. Ecco, però su tutto questo io non esprimo delle opinioni, dai. Vi dico quali sono i problemi per vedere cosa ne pensate voi. Mi sono molto interessato a sentire cosa ne pensate voi. Io penso di aver parlato anche troppo poco. Io penso, ho un'opinione personale, che anche delle barriere culturali, cioè, in quel senso l'Europa siamo culturalmente, per il discorso dell'immigrazione, no? Siamo molto più vicino a capirsi tante cose, anche le tecnologie che si fanno qua, che sono nati qua perché erano imprenditori europei, cioè immigranti che sono venuti qua e hanno fatto la sua carriera, la sua esperienza, ma sempre con l'idea culturale che portavano dall'Italia e dall'Europa. Quindi magari trovi i prodotti iniziali qua adesso fatto così bene come per fare in Europa, no? Ma non per una normativa, perché c'erano delle leggi, perché loro naturalmente andavano avanti e volevano fare il prodotto migliore. Quindi anche questo anche questo mi dà di pensare ad un altro aspetto della cosa.
L'Europa ha fatto queste cose, poi siete legati giustamente con quello che però quando uno dei ragazzi vuole prepararsi, logicamente, l'università di riferimento su quelle di la sede a Buenos Aires, dove c'è una ragazza che fa parte della comunità veneta, Inés. la Maria Inés, Sì, Maria Inés, lei che gestisce quella dell'Università di Padova. L'obiettivo è quello di creare il più possibile questo trasferimento dei studenti che vengono a studiare in Europa. Perché? Perché gli Stati Uniti insegnano il management, eccetera, con la mentalità degli Stati Uniti. No, mentre da noi studiamo in maniera diversa. Qual è il problema? Che l'Europa non ha soldi, cioè l'Unione Europea non ha soldi, vede gli Stati Uniti mettono tanto sulla questione educativa. L'Europa ha dei limiti molto, molto grossi, no? Perché non è neanche una federazione, no? È secondo tu per dire che avevo bisogno di più Europa. Sí, cuando, por ejemplo, en el Mercosur hay países que están más tecnificados que otros para poder hacer frente, digamos, a la... Digo, por ejemplo, actualmente creo que en el sur hay países que están mucho más tecnificados que otros y tienen mayor capacidad de volumen exportable y un gran consumo interno, por ejemplo Brasil, que les permite tener un buen mercado interno y estar preparado conjunto para un buen mercado externo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay países que no están preparados de esa manera en el bloque. Eso se produjo en algún momento cuando se hizo la Unión Europea y cómo se solucionó ese tema, digamos, en ese momento. Y hoy, ¿cómo sería para hacerlo viable en el Mercosur, más allá del trato con los diferentes países? De la Comunidad Económica Europea con los diferentes países según su capacidad. Sí, capisco bene. O sea, al margen de la intención que es muy buena, ¿cómo podemos lograr para, si ya pasó, cómo se puede lograr para solucionar esto? Después, tener en cuenta la parte política, toda la parte. Ogni tanto sapessi le soluzioni di questo problema, meglio di Bill Gates. Sí, yo me refería a situaciones en Europa y como Secondo me è grossissimo problema. E quello della simmetria, e quello del fatto che sempre dire che gli altri paesi sono molto piccoli, voi siete 40 milioni. Quindi è difficile trovare delle forme di relazioni in questo modo, no? Il sospetto diventa molto forte, no? Il sospetto che vogliano mettere le mani sopra gli altri, eccetera. La verità è che il Mercosur non esiste. È arrivato alla seconda fase, che sarebbe l'unione aduanera, e ancora è un'unione aduanera imperfetta, assolutamente fatta. E come in diversi paesi come Cile che fa accordi bilaterali, o l'Uruguay che vuole fare anche il nuovo presidente per esempio, vuole fare accordi bilaterali
dimenticarsi non c'è una vera volontà di unione. È tanti anni fa che si sta lavorando. Ma davvero l'Unione Europea ha fatto già un accordo con il Cile, è già molto avanzato da questo punto di vista. Sì. Io penso solo una cosa, che vabbè, è chiaro che è molto difficile superare questo problema della simmetria, perché prima puntavo molto sul tema della fiducia reciproca, ma è difficile avere fiducia reciproca quando ci sono queste situazioni di differenza molto forte. Come io credo che l'unico modo per venire fuori è quello di avere relazioni con l'esterno. Per un accordo con l'Unione Europea, è un accordo nel quale il Brasile diventa meno importante di quanto lo sarebbe solo nel Mercosur. Sono d'accordo che il Mercosur non va avanti principalmente per questo problema. Noi avevamo un problema simile in Europa, perché la Germania è certamente un paese Spagna. sì, ma la Germania è sicuramente un paese molto forte economicamente, ma non c'è una differenza così forte come quella tra Brasile e gli altri paesi. Quella che il problema che c'era è stato superato in vari modi, tra cui uno che penso sia molto importante. Cioè, la Germania ha cominciato a assumere il ruolo del comandante benevolo, insomma. Cerchiamo di imporre determinate nostre regole, in cambio teniamo fuori i soldi. La creazione di quelli che in Europa sono i cosiddetti fondi isolati, i fondi con i quali si trasferiscono risorse dai paesi dell'Europa più ricca alle regioni più povere, sono finanziati principalmente dalla Germania. Poi gli altri paesi dicono che i tedeschi sono più forti di noi, ma perlomeno danno dei soldi girano in qualche modo. E anche questo è un problema che è molto difficile da Mercosur, perché è chiaro che il Brasile avrebbe questo ruolo dominante, però il Brasile non è il paese più ricco del Mercosur, cioè più ricco se volete globalmente, ma la quantità di poveri che ci sono in Brasile è molto superiore in termini percentuali alla quantità di poveri. Quindi come si può dire ai brasiliani il governo del Brasile non dà meno soldi alle classi povere, il Brasile prende 8 milioni di soldi in Argentina, in Paraguay, eccetera, non diventa difficile. Una domanda, chiedo in spagnolo per fare primero bene. Yo veo que en el Mercosur hay diferencias laborales porque las reglas sindicales de un país y de otro país son diferentes. Veo que en el Mercosur las diferencias educativas son bastante importantes. En Brasil es muy difícil entrar a la universidad, mientras que la universidad en Argentina es de libre acceso y tiene menores costos. Por eso acá en Rosario hay inmensidad de inmigrantes brasileños que vienen a estudiar. Después se quedan en Rosario. Rara vez se ve que vuelven a Brasil, sino que se radican aquí. Y la otra cuestión, me parece que la cuestión empresarial, donde se definen determinados porcentajes de fabricación de productos, un porcentaje que fabrica Brasil, otro porcentaje que fabrica. Yo creo que esa parte está resuelta, pero las otras cuestiones no están. En la Comunidad Europea se dan situaciones locales que se respetan entre los países o tienen que armonizar todo, tienen que igualar esas condiciones. Porque yo veo que una persona que tiene la ciudadanía italiana puede trabajar en cualquier lugar del país europeo. Eso me da la pauta de que hay condiciones sindicales similares en toda Europa. No lo sé, por eso lo pregunto. Adesso di più perché gli inglesi sono andati via. Grazie al Signore se ne sono andati e non è più il problema. Chiaramente le condizioni sanitarie comunque non sono uguali in tutti i paesi europei. Ci sono dei paesi dove
tutela del lavoro è più avanzata, altri dove è meno avanzata, eccetera, però sostanzialmente non ci sono più delle grandi differenze. Prima erano delle differenze molto importanti e molto gravi, perché cosa succedeva? Per esempio, gli Stati Uniti, quando dovevano investire in Europa, decidere se creare una fabbrica in Europa di automobili o di cose del genere, cosa facevano? Andavano principalmente in Inghilterra, in Gran Bretagna, perché prima perché d'accordo che parlavano in inglese, quindi la cosa era più semplice, ma perché le normative sul lavoro erano molto meno rigide, per loro sapevano che potevano andare a investire in Gran Bretagna e poi se volevano licenziare potevano farlo senza nessun problema. Mentre in tutti i paesi dell'Europa continentale la tutela del lavoro è molto più importante, insomma, da questo punto di vista. Ed è una tutela, penso adesso mi pare che si stia realizzando anche nel Mercosur questa cosa, però guardate, questo è il mio passaporto, no? Tutti di voi sono italiani anche hanno lo stesso passaporto. Vedete che c'è scritto Unione Europea della Repubblica Italiana. Cosa significa? Significa che noi abbiamo anche due cittadinanze, una cittadinanza italiana e una cittadinanza europea, che è una cosa concreta e non è solo un titolo insomma, è una cosa concreta, perché la cittadinanza europea permette quello che diceva lei, di andare a lavorare in qualsiasi paese europeo, di avere il diritto di essere trattato come qualsiasi altro cittadino del paese europeo, di avere per essere disoccupato il diritto all'indennità di disoccupazione, eccetera, come gli altri, per avere una serie di diritti per cui sono effettivamente cittadino europeo, anche di essere tutelato fuori dall'Unione Europea. Quindi questo è molto importante per il discorso che si diceva prima, no? Le imprese che devono collaborare tra di loro, loro sanno che ci sono delle regole imprescindibili, non si può fare il pubblico, no? Anche se dopo succede che ci sono delle imprese che vengono investono, poi decidono di disinvestire, eccetera, però ogni volta hanno bisogno di trovare una cosa che riguarda i cari, non è semplicissima la cosa. Devono essere delle cose che si devono cercare, insomma, no? Da questo punto di vista. Tornando al discorso di prima, devo dire che queste sfiducie reciproche tra Argentina, Brasile, Uruguay, ricordo che io devo aver detto che l'Uruguay sta cercando di fare delle cose per conto suo. L'unico modo per noi per superarli è di far vedere a questi paesi, a cominciare dal Brasile, prima di tutti dal Brasile, che per fare una cosa bisogna fare una trattativa. Come voi sapete, nelle trattative bisogna avere degli strumenti, no? Bisogna avere le armi da utilizzare, no? Il fatto di trattare come il Mercosur dà più peso che trattare da soli con l'Unione Europea. Questo è un punto importante. Guardate che l'Unione Europea ha deciso molti anni fa di trasferire, i Paesi membri hanno deciso di trasferire all'Unione Europea la competenza di gestire le relazioni commerciali con l'Est. Per esempio in materia di dumping, c'è il problema. Cosa succede? Che adesso da molti anni è l'Unione Europea che stabilisce se esiste un dumping, se non esiste, e stabilisce quali sono le sanzioni dalla. È chiaro che una sanzione di dumping, cioè per esempio proibizione di importare i prodotti perché sono colpiti da questo punto di vista, fatta dall'Unione Europea, ha un peso che è diverso dalla sanzione di questo tipo fatta da Portogallo. Portogallo le imprese legano. Allora, tanto è vero che ormai sono molti anni che l'Unione Europea fa pochissime sanzioni antidumping, perché appena apre una inchiesta per decidere se esiste o non esiste il dumping, immediatamente le imprese straniere si adegua perché hanno paura delle sanzioni, hanno paura di trovarsi il mercato chiuso. Questo per dire che
potere di mercato, no? Dipende tanto da quanto grande è questo mercato, no? Da quanto importante è questo sistema di governo. Io credo che il Mercosur dovrebbero i politici imparare questa cosa, insomma, cominciare a capirla questo aspetto, no? Proprio non è facile, sono d'accordo che non è facile. Ma trattare con l'Unione Europea, vedete, il processo agricola è fondamentale. L'Unione Europea ormai da anni ha smesso per fortuna di sostenere i prezzi dei prodotti agricoli all'interno dell'Unione Europea, tutto quello che si faceva una volta, che impediva le importazioni dal resto del mondo. Ma cosa sta facendo adesso? Sta facendo un'operazione di altro tipo, no? Con l'argomento della tutela dell'ambiente, della tutela della salute, eccetera. Hanno avviato dei programmi che si chiamano Green Deal, no? Europeo, no? Dei programmi perché tutta l'agricoltura venga fatta seguendo delle regole di rispetto dell'ambiente. E queste regole vuole, d'accordo con il Mercosur, vuole che siano applicate anche nel Mercosur. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire da un lato che alcuni paesi europei non vogliono fare l'accordo perché dicono che nel Mercosur non si rispettano queste regole, soprattutto in Brasile, per intendersi. Dall'altra, in Brasile dicono non vogliamo l'accordo perché devono imporsi le loro regole. Quindi è chiaro che sono una questione di trattativa, no? Che si vuole fare di trattativa, bisogna che sia il più possibile fatta tra protagonisti che hanno degli strumenti in mano. No, un esempio, parte del Brasile, il settore agricolo, ci sono delle aziende europee, la Bayer, che lì hanno certi prodotti che non lo possono neanche vendere, sono proibiti. Vengono qua in Sud America e fanno la produzione di prodotti agricoli che in Europa sono proibiti. Sì. Quindi a loro qua conviene ancora avere questa, diciamo, libertà, invece che in Europa ormai gli hanno detto basta. Quindi ci sono anche quegli interessi, non è soltanto. Sì. Ci sono sicuramente degli interessi che sono più. La fiducia e conveniencia. È appunto quello che voleva dire, cioè, la fiducia era. Eso tiene que ver el negociador de acá que negocia para traer ese tipo de fabricación acá que no está bajo norma. Più che io c'è la mia opinione, no? Più che una sfiducia tra i nostri paesi in Sud America, io direi che abbiamo delle realtà diverse. Tanto Argentina come Brasile siamo due grandi paesi che abbiamo un settore agricolo importante, ma anche un settore industriale di sviluppo e anche delle realtà molto importanti, perché anche quello è vero, tanto Brasile come Argentina. Tanto di noi sono prodotti industriali brasiliani che non è che abbiamo sfiducia, sappiamo che sono molto buoni quando ci vengo e lo prendiamo volentieri perché sappiamo che invece se arriva un prodotto magari del Paraguay o dell'Uruguay, sappiamo che magari lì i loro hanno c'è una qualità diversa perché non hanno praticamente settore industriale sviluppato, quindi lì penso che sono delle politiche che fanno così difficile l'interazione perché. Bueno, yo. Sí, continúa. Disculpe que no parlo molto bene, mi italiano. No, entiendo castellano. Me pareció interesantísimo el centro en la confianza o la fiducia que como centro de todo esto. Y estaba pensando durante todo este tiempo, porque acá estamos hablando de posibles acuerdos entre conjuntos de personas enormes. Lamentablemente, me parece que nosotros tenemos un problema interno que está totalmente rota las redes de confianza entre nosotros. O sea, primero, usted dijo, en el 92 crearon el euro y lo vienen manteniendo desde entonces, y ese es el centro de la confianza de los ciudadanos en una de las cosas del Estado. Nosotros
paga más de lo que vale un peso en la confianza en el peso. Tal vez un poquitito, no sé quién, tal vez confía más en los reales que en el peso. Y a su vez entre todos nosotros, o sea, lo que me parece que sería interesante para charlar en el futuro, porque tratar de lograr un consenso, así sea entre los argentinos, entre 40 millones, que surja espontáneamente, es muy difícil. Ahora, si hay 20 personas, 30 personas que se pueden poner de acuerdo en decir, bueno, generemos al menos una, que es lo que hace, por ejemplo, las normas ISO, cosas por el estilo, que en realidad no son los Estados los que adoptan, son las propias organizaciones alemanas o italianas, y todo que dicen, bueno, la norma de calidad de la rueda, una rueda de calidad es esta, y una rueda mala es esta, no se mete el Estado ni nada, y todo, bueno, nosotros acá, yo trabajo en temas de gestión de calidad, en temas de asuntos regulatorios, y me parece que todos nosotros creemos que en realidad las reglas están hechas solamente para perjudicar a la persona y en realidad es la manera de ponerse de acuerdo. Lo que nos falta es la confianza por lo demás. O sea, como vos decías, uno va a un hospital y entra, lo atiende una persona y le reconoce un acento que no es de otro lado, yo estoy seguro que la confianza el diagnóstico que le va a dar esa persona baja un montón. Si uno entra al hospital y no ve un diploma de una universidad más o menos reconocida, dice, bueno, si es de la Universidad de Buenos Aires, le creo, me siento más tranquilo. Viendo una universidad medio nueva que uno no conoce demasiado, o el mismo doctor es un poco exquisito, hay buenas manos. Me parece que en Argentina nos está faltando mucho eso de la confianza. Pero por eso me parece muy interesante cómo es el modelo, y a lo mejor eso es sì, il problema non è confianza nostra tra le noi che magari con altre paesi. Tenete conto di una cosa però, che in Europa ci avevamo messo dai 50 ai 70 anni per creare abbastanza fiducia reciproca per il paese. Anche perché noi abbiamo fatto la guerra contro i tedeschi. Sì. Quindi è d'accordo con la gente che era venuta qua ad ammazzare, En cantidad de personas, ¿qué mercado es la Comunidad Económica Europea? En cantidad de personas. no, intorno ai 350 anni. 300. E quindi creare fiducia, cioè voi vedete che si era fatta la guerra prima, non è stata, vi faccio un esempio, la guerra abbiamo fatto l'unione monetaria, la popolazione, i tedeschi eccetera, non volevano assolutamente che l'Italia, penso agli italiani che sono capaci di gestire l'inflazione predominante. Dopodiché cosa è successo? Sono dei famosi criteri di Maastricht chiamati. Si è detto proprio nel 92 si è deciso di fare l'unione monetaria e si è detto nel 99 entreranno a far parte dell'unione monetaria solo i paesi che rispetteranno determinate regole. Le regole dicevano il 3% del deficit pubblico sul il 70% del debito, eccetera. L'Italia siamo partiti nel 92 che avevamo un deficit dello Stato sul prodotto interno brutto che era circa 15%. E avevamo 8 anni di andare al 3%. Siamo riusciti nel 99, quello che non riuscivamo è possibile rispettare era la regola il pubblico non doveva essere superiore al 70%, ed eravamo al 70%. Per me era chiaro che non era possibile. E alcuni paesi avevano detto, beh no, ma l'Italia non
non rispetta queste regole, quindi non può entrare nel mercato. Quindi comincia la trattativa abbastanza forte che hanno fatto da allora il presidente Ciampi, di allora, seguito altri, per cui alla fine l'Italia è stata ammessa lo stesso, anche se non rispettava le regole sul 60%. Perché è stata ammessa? Credo principalmente per due motivi, perché prima di tutto non conveniva che lasciasse fuori. Immaginate, l'Italia di fatto è una potenza industriale importante, che comunque era dentro il mercato interno europeo, no? Quindi aveva la possibilità di vendere, di esportare senza problemi. Se non avesse dovuto rispettare le regole di una moneta comune e fosse rimasta la lira, sicuramente la lira si sarebbe svalutata ancora di più. Chi non voleva questa cosa? Gli industriali tedeschi, francesi, eccetera, sono questi interessanti, ci vendono tutto quello che vogliono. Primo argomento. Secondo argomento è stato che erano queste persone, ora Ciampi, eccetera, che avevano costruito molte fiducia. Io ricordo che mi avevano coinvolto in un progetto per insegnare a usare l'euro alle persone disabili, no? Era forse un problema, non di quelli che hanno problemi mentali, gli anziani, i vecchi, eccetera. Improvvisamente si ritrovano, erano abituati con le lire, devono fare come fanno. Quindi è stato fatto un grosso progetto per educare gli educatori, no? Per tutti quelli che seguono queste persone, a spiegare come fare l'euro. Questo progetto è fatto in tutta Europa, no? E intanto si trovavano con dei colleghi europei per dire come stiamo facendo, no? Che tipo di attività si sta svolgendo, e da allora vi ricordo che una collega austriaca mi diceva: da noi è difficile convincere la gente, perché di solito tutti sono convinti che gli italiani non possono stare dentro l'euro, perché noi tedeschi siamo abituati a una moneta stabile, molto forte, macro tedesco, la moneta. E dicono che credono gli italiani che si fa stare tutto quanto. Io gli ho dato degli esempi, no? Di articoli sulla stampa italiana, giornali importanti, Repubblica, il Corriere, eccetera. Nel 90, eravamo nel 99%, e dicevo: guardate, 10 anni fa i tassi di inflazione in Italia erano superiori al 15%, non grandi come quelli argentini, ma comunque piuttosto pesanti. Mi faccio vedere un articolo di quel giorno dove si diceva: grande preoccupazione in Italia e nel governo, perché sembra che quest'anno l'inflazione possa superare il 3%. Capite come era cambiata la prospettiva, no? Negli ultimi anni dall'abitudine ad avere inflazione il 15%, adesso sono preoccupati perché non possiamo superare il 3%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la fiducia si crea anche attraverso il cambiamento della mentalità della persona. Chi era abituato erano abituati perché si aveva questa famosa scala mobile dei salari, tutte queste cose qua che aiutavano molto. Però la scala mobile era un modo per aumentare ancora di più l'inflazione. La scala mobile era un sistema di adeguamento automatico dei salari, degli stipendi alla crescita delle questioni della vita. Questi automatismi fanno crescere ancora di più l'inflazione, non è che la fanno crescere ancora di più. Toglierli sembrava impossibile, invece hanno fatto il referendum per la volta, e questo referendum erano di sindacati di sinistra, se dicevano no, assolutamente non bisogna, e invece la grande maggioranza dei cittadini hanno detto che sì, bisogna farlo. Si è visto l'idea, no? In Germania, guardate come sono cambiati gli italiani, no? L'Italia, che invece ha sempre avuto paura di essere lucifati così, è iniziato a capire che poi andavano combinate di tutti i colori durante la seconda guerra mondiale, ma adesso non erano più i tedeschi che andavano ad assaltare i cittadini per le strade, insomma, sono cambiate queste situazioni, sono cambiate in maniera da creare
Però questa è la fiducia dal basso, no? Quello che dire che è la fiducia dal basso. Per quanto riguarda le emissioni monetarie, controllato dalla Banca Centrale, la Banca Europea stabilisce i tassi di interesse, tassi contro le banche centrali nazionali continuano ad esistere, ma hanno principalmente solo una funzione di controllo sulle banche. Questa la politica monetaria della Banca Internazionale. Sì, anche quando Italia entra nell'Unione Europea, perdió, sea, 2 veces el valor de su moneda. No, cuando entró al euro. Entró al euro. È sparita la lira e è stata sostituita dall'euro. Molti si sono lamentati che il cambio era stato stabilito in quel momento era troppo alto. È stato stabilito che un euro doveva valere 1937 qualcosa di lire. E hanno detto no, sarebbe stato meglio un cambio più favorevole per l'Italia. Però in realtà questo ha permesso, fino a quando non sono arrivati dei governi un po' di politica qui, molto antipatico. I primi anni, dal 99 fino al 2005, l'Italia ha portato benissimo, i prezzi sono aumentati, sì, perché non c'è stato molto controllo, per cui tante turbazioni, furbi di commercianti, eccetera. Quello che valeva 1000 lire l'hanno trasformato in un euro, però un euro valeva 1900 lire, non 1000 lire. È stata una cosa proprio che succedeva in tutti i paesi europei, però gli altri paesi avevano dei meccanismi di controllo molto più molto più difficili, molto più seri di quelli che Eso ya se superó, digamos, logró quedar dentro de la fiducia del sistema. Quello che è stato importante è che noi che eravamo abituati ad avere dei tassi di interesse molto elevati. E in quegli anni avevamo dei tassi di interesse, quelli cosiddetti tassi reali di interesse erano addirittura sotto zero. Quindi in quel momento ricordavano molto bene per le imprese, certamente, e se ne guardate benissimo per lo Stato, in cui brave persone che governavano l'Italia in quegli anni avessero capito che era il momento giusto per ridurre il debito pubblico. Invece hanno detto, beh, visto che i tassi di interesse sono bassi, aumentiamo quello di più il debito. E da lì è la portata dei nostri guai del 2010. E lì vedete, è solo questione di avere a livello nazionale dei governi buoni, governi che dopo non ne abbiamo avuti quel periodo. Ma una domanda perché sempre ho sentito che magari nella Germania la tasa di interesse era forse minore, quello in Italia. Come mai è la stessa moneta, sia lo stesso territorio? E come mai nella Germania il soldo costa molto di meno che in Italia o nella Grecia? Perché quella differenza di tasca? Cos'è che È buono? ma almeno buono. Con la storia. Creo que apreciado de Garofón. Il problema è quello che chiaramente i paesi non è che diventano uguali, è ovvio, insomma, no? Quindi diventano più esposti, no? più legati a quello che avviene negli altri paesi. E quello doveva essere un altro degli argomenti per incentivare l'Italia a migliorare le situazioni. Per esempio fare quelle riforme che si sta cercando di fare adesso, perché ci hanno detto che i soldi del famoso PNRR non ce li danno se non si rispettano, se non fanno delle riforme, intendo riforme in tema di concorrenza, no, per esempio quelle più importanti, riforme in materia di giustizia. I problemi importanti in Italia adesso sono questi, no? Se tu hai un contenzioso con un'altra impresa e ti rivolgi al tribunale, poi il rischio di aspettare 8 anni, 10 anni
è possibile. Quindi in Europa ci hanno detto o risolvete questo problema. Ci hanno detto tutte quelle situazioni di privilegio quando sono state create in Italia e che creano problemi anche agli altri, non solo per la questione dei terzisti. Io, una cosa che non ho mai capito perché in Italia i terzisti hanno un potere politico addirittura di far cadere i governi. Il governo di Draghi, di Mario Draghi, è caduto per la questione dei terzisti, per la questione degli stabilimenti balneari, due categorie ultraprotette da molti partiti politici, c'è solo categorie piccole, non riesco a capire come fanno a condizionare, ma lì sono stati dei partiti che erano la maggioranza di Draghi, che hanno fatto cadere il governo perché il governo aveva detto basta con questi privilegi. Qualcuno di voi sarà stato in qualche stabilimento balneare in Italia. Pensate quanti soldi guadagnano e lo Stato si fa pagare a volte 1.000-2.000 euro di concessione per tutto l'anno. Cose ridicole, e senza nessuna concorrenza, perché sono concessioni statali, quando è una concessione statale dovrebbe essere normale che lo Stato mette a concorrenza da sola. Invece questi sono 20 anni, 30 anni, loro si gestiscono questi stabilimenti. Questo ci crea delle difficoltà in Europa, no? Perché ci sono tutti tanti settori che sono protetti in questo modo. Quindi che lì siamo in quella situazione che gli altri continuano ad avere poca fiducia nell'Italia perché vedono che non siamo capaci di risolvere queste cose. Daniele, cosa vuoi? Sì, ma allora, Daniele sa qualcosa. io sì, parlo italiano, va bene? Parlo italiano così, bene, strano parlare italiano. No, parlo italiano. No, io, guarda, posso dare la mia esperienza personale, nonostante, perché ho lavorato per 5 anni in Sud America, Centro America e Stati Uniti, 12 anni in Europa e poi sono ritornato 2 anni qui, quindi un po', non molta, però insomma un po' di esperienza ce l'ho in merito. Io mi sono fatto anche una domanda mentre parlava lei, e dico, cosa c'è di comune in Sud America e cosa c'è di comune in Europa? E proprio cioè una risposta proprio basica, dico, in Sud America c'è l'idioma, la lingua, e in Europa c'è la moneta. Non il 90% degli stati europei c'è la moneta europea unica. Pensare di portare la moneta unica in Sud America è impossibile. Quello sicuramente. Per differenze sociali e poi per differenze politiche fondamentalmente. Perché noi, io come azienda, io lavoro in un'azienda multinazionale di più di 8.000 persone e abbiamo stabilimenti in tutto il mondo e quando pensiamo al Sud America non pensiamo al Mercosur. Cioè il Mercosur c'è solo nel passaporto, c'è solo l'opportunità Sud America, l'opportunità Centro America. Quello che uno pensa dall'Europa, non c'è il Mercosur. E poi con tutto, diciamo, le varie nazioni che ci sono in Sud America, come dicevo prima, l'opportunità. Ci sono delle leggi tipo Uruguay, perché l'Uruguay ha dei tassi per le aziende che agevolano moltissimo, per dire. Brasile ha dei tassi doganali che è impossibile importare. Argentina ha per esempio sì, caos, però anche di momenti, secondo me, che abbiamo visto storicamente di caos, però dopo questo caos aumenta in maniera vertiginosa e quindi ha degli up and down molto forti. E quindi tornando proprio all'inizio, quando uno pensa al Mercosur non lo pensa in Europa al Mercosur, pensa solo allo Stato Argentina, Stato Brasile, non lo pensa assolutamente e cerca l'opportunità migliore come azienda. Poi differenze sociali ce ne sono, le principali differenze sociali per instabilità politiche, da un giorno all'altro non vengono annullati degli ordini grossi perché non so, c'è stata in Perù come mesi fa qualcosa a livello politico, vengono annullate le cose molto facilmente, quindi non c'è una solidità, diciamo, c'è una relazione, diciamo così, diplomatica tra nazioni.
ma non c'è una relazione commerciale. Io sto girando, non c'è assolutamente nessun tipo di relazione commerciale se non tra una filiale di un gruppo e l'altro, dove c'è un certo tipo di un certo tipo di know-how, un certo tipo di visione comune solamente dell'azienda. E lo dico, ma senza nessun tipo di critica, assolutamente, perché io, stando in Argentina, penso sempre al positivo, di cercare la soluzione, dare la vuelta, come dicono qua. C'è tanta gente che sta andando in Perù, tanti argentini, in Paraguay, sì, in questo momento. Sì. Sì. E tornando Sì. l'ultimo punto, tornando al Brasile, il Brasile io lo paragono sempre alla Russia in Europa, perché sono due stati anche con noi come azienda che non siamo mai riusciti ad entrare, perché bisogna essere presenti lì con l'azienda, con la produzione, con il sistema Brasile e con il sistema Russia a 360 gradi. Chiaro, molto chiaro. Sì, sì, però noi stiamo lavorando bene come azienda, sì, poi alti e bassi, però uno stato compensa l'altro, quindi sì. Si può lavorare. Sì, magari voi siete qua in Argentina, loro sono di qua, ma lavorano soltanto nel Mercosur. Io in Cile, Venezuela, non so. Certo. Cioè, cercate delle realtà individuali nel paese. Sì, e attualmente con qualche difficoltà a esportare. Appunto, anzi, importare, anche importare per esportare. Si chiama allora. Si chiama dollaro. si chiama dollaro. Questa è una realtà nostra. Chiamano i dollari ufficiali. Non puntare con l'attenzione. Si chiamano dollari ufficiali. Sì, perché è abbastanza, come dire, bisogna essere molto fantasiosi e di fantasia, si dice, trovare una soluzione come fare per poter poi, perché noi importiamo un 40% del prodotto da fuori, no, di materia prima. Perché? Perché non si riesce a trovare in Argentina. In questo 40% siamo riusciti a ridurre il 20% per essere un po' più autonomi e per poi poter esportare. Quindi lui ha detto una realtà si fa concreta all'Argentina. Ci sono i prodotti che non si trovano e magari non si troveranno mai, io per un tempo molto lontano, perché fare un prodotto molto particolare industriale in Argentina, cioè non è facile che uno metta su un'azienda e dica faccio, non so, e vendo dappertutto. Bisogna lì pensare nel portare le materie prime. E noi abbiamo la realtà del dollaro, la nostra realtà come paese che abbiamo un sistema monetario, noi tutti pensiamo in dollaro come la moneta reale, invece anche se lavora con il peso. Invece il Brasile, la cultura industriale del Brasile non ha questo problema del dollaro. E loro pensano in reale, risparmiano in reale e fanno tutto in reale. Eso lo nivela todo. Hanno saputo Lo que le sobra lo esconde. O no. Y bueno. Invece noi abbiamo una realtà, secondo me, un'opinione. Ci sono delle grandi, diciamo, aziende, persone che fanno tanto soldi qua in Argentina, che hanno praticamente la metà del paese, fanno tanto soldi, lo fanno in pesos, ormai non sanno cosa fare, cosa investire in Argentina perché e vogliono prendere questi pesos, lo passano a una moneta straniera, il dollaro, comprare l'oro, e lo portano fuori perché si sentono più sicuri anche per non pagare le tasse, per tante cose, si lo portano fuori. Questo è un problema molto serio, perché se c'è alta domanda del dollaro, lui che vuole importare un prodotto che le serve per fare il suo prodotto, un prodotto industriale, allora il dollaro si apprezza e certo il cambio bisogna pagare di più e deve pagare, costa molto di più l'importazizione e lì abbiamo un problema di inflazione e poi un gioco. E questo ci avvantaggiano le comunità della BE, sono andato ieri a comprare un nuovo
Appunto, e l'Italia non potrei permettermi perché costerebbe tantissimo queste qui. Non capisco perché in Italia costa tanto. Perché Scusate, mancano 10 minuti. Las personas que están en Zoom, Lidia, Virginia, quieren aportar algo porque ya vamos a estar por cerrar. Sí, están en silencio, no sé si se pueden desmutear. No, pero... Adesso si sente? Sì, sì, Lidia. Bueno, è stata una conferenza importante perché per noi il Mercosur è sempre un gruppo importante, aspettando di poter con le nostre aziende lavorare bene o meglio con l'Unione Europea. Così che ringrazio, questo è stato molto interessante per me e anche come dirigente di organizzazioni empresariali in Argentina mi sento anche che da tempo il Mercosur per l'Unione Europea aveva un interesse speciale e adesso dobbiamo portarlo avanti. Ogni paese, come si è detto, ha la propria impronta per lavorare nell'estero, così che noi aspettiamo sempre questo tipo di relazioni con l'Italia perché ci immergono in un mondo commerciale anche importante. Non so se sono stata chiara, ma la ringrazio moltissimo della sua dissertazione. Grazie. Perfecto, muchas gracias, Lidia. Grazie. Bueno, Virginia saludó por el chat, dice molto interesante. Virginia Brigge era Mendoza. Bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuando empezó la charla, empezó respecto a la integración de Europa y las políticas europeas hacia los demás países, y uno de los modelos que quería exportar era la de la Unión. La cooperación internacional, yo sé que están pensando en las nuevas pautas para la cooperación internacional a partir del 2025, 2027 más o menos, y se hacen por 7 años. ¿Hay alguna idea sobre qué ejes Europa quiere aportar en cooperación internacional, como para que nosotros en Argentina podamos prepararnos a participar de esos ejes de cooperación internacional? Sì, allora, qui bisogna distinguere quelli che sono gli obiettivi degli Stati membri dell'Unione Europea da quelli dell'Unione Europea stessa. No? Per me sono due livelli di governo abbastanza diversi tra di loro. Nel senso che io distinguere quello che è la politica estera in senso stretto, no? Per esempio nei confronti dell'Ucraina, della guerra in Ucraina, no? Qual è la posizione? Sapete che è difficile avere una posizione dell'Unione Europea. Prima di tutto perché l'Unione Europea non ha competenze in materia di politica estera, ha solo competenze in materia di politica commerciale, di relazioni commerciali, ma non di politica estera. Perché questo impedisce, per esempio, ci sono dei tentativi di fare un esercito europeo, ma ancora siamo abbastanza lontani da questo obiettivo. Avere un esercito europeo potrebbe dire facciamo una politica comune di difesa, no? Invece di avere, come sta succedendo adesso con l'Ucraina, delle posizioni diverse, alcuni paesi che finanziano spese militari con l'Ucraina, altri che non vogliono farlo. Ma questo chiaramente indebolisce una posizione europea. Mentre quelle cose che sono di competenza dell'Unione Europea, commercio estero, agricoltura, eccetera, lì ci sono degli obiettivi precisi invece. Ci sono degli obiettivi precisi, per esempio in materia agricola, quello che dicevo prima, per imporre delle regole europee sui temi in maniera particolare delle regole europee in materia di
tutela del rischio, la sanità, le agricole, tutela dell'ambiente, eccetera. Questi sono tutti argomenti su cui l'Unione Europea sta facendo pesare molto il proprio potere di mercato, dicendo agli altri paesi: guardate che se non rispettate queste regole europee non le potete più esportare in Europa. Io penso che questo sia anche in qualche modo positivo, perché ci sono molti paesi che molte regole in materia sanitaria, eccetera, non vengono rispettate perché i governi non sono abbastanza forti per imporle, no? Anche se si rende conto che la salute dei cittadini è una questione fondamentale, magari i governi hanno paura di mettersi contro categorie produttive e quindi non impongono delle regole. Poter dire: ma dobbiamo farlo perché sennò l'Europa non si permette più di esportare nel mercato europeo, diventa un argomento di potere di mercato piuttosto forte. Questo non si sta facendo, come lo stesso in materia di diritti umani, di tutela dei diritti umani. Anche là noi abbiamo tolto delle agevolazioni, degli aiuti che davamo ad alcuni paesi perché abbiamo visto che non rispettavano i diritti umani. Le possibilità che avevano di esportare, per esempio, in Europa senza dogane, senza dazi, eccetera, una volta che si vede che non rispettano i diritti umani, vengono tolti. Ecco, quindi purtroppo abbiamo ancora una posizione debole perché appunto c'è questa distinzione tra gli Stati membri e l'Unione Europea. Riusciamo ad avere una politica comune. Gli Stati membri continuano a cercare di mantenere, tanto è vero che per esempio l'accordo Unione Europea e Mercosur è fermo, non va avanti, perché alcuni paesi europei non lo ratificano, non vogliono ratificarlo. Bisogna adesso riprendere di nuovo le trattative per risolvere quei punti che sono stati messi in discussione, soprattutto in materia di tutela dell'ambiente. Tutto nasce dal fatto che noi ancora non siamo uno Stato unitario in Europa, e non siamo nemmeno una federazione vera e propria. Finiamo ad essere una specie di pseudo-federazione dove si cerca di convivere tra poteri a livello europeo e poteri a livello nazionale, con tutti che cercano di tirare la corda dalla propria parte. Certi membri non sono disponibili, soprattutto quelli importanti, non sono disponibili a cedere a delle... Però abbiamo anche il problema democratico, per dire la verità, no? Nel senso che le istituzioni europee, il Parlamento europeo si è eletto dei cittadini, è anche vero che nel Parlamento europeo, mentre prima le divisioni erano a livello nazionale, adesso sono gruppi politici, quindi propri europei, quindi là si comincia a muovere verso una certa normalità democratica. Però il governo importante dell'Unione Europea, quello delle commissioni e del Consiglio dei Ministri, non sono ancora eletti dai cittadini, sono organismi burocratici e autonomi. E quindi lì si può creare qualche problema, ma come possiamo affidare a degli organismi che non sono stati eletti da nessuno compiti delicati come quello, per esempio, di stabilire qual è la posizione nei confronti degli Ucraini? Qui ancora non abbiamo trovato una soluzione. Una domanda: che parallelismo c'è fra i membri della OTAN e dell'Unione Europea? Beh, molti membri che sono tutti i membri dell'Unione Europea, ma a parte anche... Sono tutti i membri della... Mi pare proprio di sì, sì, lo sono tutti, sì. Tanto è vero che è membro della NATO e anche la Turchia, che non è un paese dell'Unione, ma qui abbiamo qualche problema. Però nella NATO ci sono gli Stati Uniti, no, chiaramente. Quindi l'organizzazione della NATO resta molto distinta, anche se sede a Bruxelles anche la NATO, il quartiere generale della NATO è Bruxelles. Sono due amministrazioni differenti. Allora noi parliamo di esercito europeo, di politica comune di difesa, eccetera. In qualche modo è, non dico contrapposta, ma è in qualche modo in competizione con la NATO. Ma la NATO fissa
politiche materia militare, sì, sì, certo. e di politica estera anche. Di fatto sì, un luogo di confronto tra gli Stati Uniti e l'Europa e la NATO, certamente. Con i militari, luogo di confronto importante. Non nessun paese europeo aveva l'intenzione di uscire dalla NATO. 20 anni fa si parlava tra molti paesi che dicevano usciamo dalla NATO, anzi, non so se voi vi ricordate uno slogan che diceva fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia. Era uno slogan che veniva utilizzato adesso per fare più. El problema de Ucrania es porque la NATO puso una base en Ucrania. Fue la NATO, no fue... Una base no, perché se no Sí, sarebbe... No, è la NATO che fornisce armi, tramite la NATO si forniscono le armi all'Ucraina. Nell'ambito della NATO vengono addestrati militari ucraini a usare le armi fornite dall'Europa e dagli Stati Uniti, carri armati e tutte queste cose. Quindi sì, la NATO è molto attiva. Sbaglio, recentemente è entrata anche una nazione, la Finlandia, Esatto. perché era in confine con per motivi strategici militari. Addirittura sembra che la Svizzera Esatto, sembra Esatto. chiesto anche l'Ucraina. Solo che adesso è un po' delicato. Bueno, son las 8:05. Hay que hacer el transporte, si no estaríamos cerrando. Mauro, yo lo único que iba a decir, perdón. Sí, dale. Si yo soy de nuevo, si son todos nuevos, y si ya lo hicieron antes, pero me parece que a lo mejor, por lo que vos me preguntaste, si se presentaron, claro. Ah, sì, sì. Podemos construir confianza aunque sea entre nosotros. Podemos conocernos. Io sono volontariato che sono Alessandro Dia di Casilla, sono anche origine Veneto, Vamos a terminar la Finanza, transmisión. sono della commissione qua della situazione Veneta, Ok. da anni che lavoro qua e sono qua a paese 50 km, lo sono qua con la mia donna. Vos eres así. Io sono da Casilla, sì. Non so se ci ricorda che abbiamo fatto un meeting a Casilla quella volta Sono venuto con, come si chiama? con Raul Basilio. sì. È vivo ancora. Sì, sì. È appena uscito dall'ospedale 15 giorni fa. Sì, però sta bene. Se puedo decir Sì, Virginia, Lidia, vamos a cortar la transmisión. Ya estamos, cerramos la transmisión, así continuamos con... Muchas gracias, Lidia y Virginia, y hasta la próxima. El 22 de mayo, ya que está, pasó publicidad, a las 9 de la mañana vamos a hacer el primer encuentro del año, de esos encuentros que hacíamos con Gianluca. El 22 de mayo va a ser el primero del año. Ya vamos a estar difundiendo el tema. El tema va a ser justamente el diseño industrial, sobre todo específico de muebles. Va a estar él con diseñador. Una empresa de muebles de diseño. Y del otro lado del Veneto va a haber un emprendedor similar y Gianluca para introducción. Así que ya hay prevista fecha para mayo y junio. Bueno, Bueno, cortamos acá la transmisión y nos vemos la próxima. Lidia y Virginia.